Ciao a tutti amici di Matto Scacco, benvenuti, ben ritrovati. Anche quest'oggi ho il piacere di mostrarvi una nuova partita. La partita che andremo a vedere tra qualche istante è una partita giocata pochissimi giorni fa, una partita giocata nel mese di dicembre durante le qualificazioni di un torneo internazionale fortissimo, purtroppo, tra virgolette, giocato su internet. Stiamo parlando dell'Elfin Masters, un torneo organizzato dal campione del mondo Magnus Carlsen. Vediamo con il bianco un giocatore olandese abbastanza forte, 2730 punti, di nome Anish Giri. Con il nero un giocatore filippino naturalizzato statunitense, Wesley So. La partita è iniziata così, quindi cavallo F3 alla prima mossa, D5, G3, cavallo F6, alfiere G2. Cosa potrei dire in questo momento? Sicuramente il bianco ha deciso di giocare uno sviluppo un po' atipico, però questa è una scelta abbastanza pratica tra giocatori che hanno parecchia esperienza. Questa sequenza di mosse, quindi cavallo F3, G3, alfiere G2, prende il nome di apertura reti. Qual è l'idea del bianco? Il bianco gioca delle mosse un po' lente, nel senso che vuole cercare di controllare il centro a distanza, chiaramente con l'alfiere o eventualmente con il cavallo, però nel frattempo cerca di capire un po' la strategia del nero. Wesley So chiaramente ha esperienza un po' contro tutte le aperture, quindi qua decide di giocare per rafforzare il punto di 5. Un'altra informazione che posso aggiungere è che solitamente il giocatore che posiziona un alfiere in fianchetto non vuole far altro che allungare la diagonale di quell'alfiere, quindi prima o poi il bianco dovrà giocare o questa spinta oppure in casi eccezionali, magari dipende un po' anche dalle sequenze di mosse del nero, cercare più avanti di realizzare la spinta in E4, chiaramente nelle condizioni ideali, cioè dopo aver arroccato e probabilmente dopo aver posizionato un cavallo in D2. La partita quindi è continuata con E6. Il nero rafforza il pedone in D5, arrocco corto per il bianco, mossa di sviluppo del nero con alfiere 7, arriva finalmente C4 per il bianco, e qui c'è una trasposizione, perché qualcuno potrebbe notare che il pedone in C4 ha una similitudine con un'altra apertura. Quando il bianco gioca a C4 alla prima mossa, questa diventa un'apertura inglese, ed effettivamente diciamo che durante le prime 10 mosse ci sono delle trasposizioni, non è chiaro se stiamo giocando l'apertura reti, l'apertura inglese, dipenderà un po' come proseguirà anche il nero. In questa posizione il nero gioca una mossa abbastanza lineare, quindi il re suo va al sicuro, quindi il bianco continua con B3, C5 e alfiere B2 poteva essere un'opzione. Intanto adesso magari mi soffermo un po' e vi dico che una mossa come alfiere B2 chiaramente creerebbe un doppio fianchetto, dove il controllo delle case nere del bianco è forte, perché a distanza lo controlla con gli alfieri, però realmente non ha alcun pedone al centro. E dopo alfiere B2 il nero dovrebbe continuare in questo modo, dovrebbe decidere quale dei due alfieri vorrà chiudere, e probabilmente è chiaramente anche più semplice chiudere l'alfiere di case nere, quindi porterà un pedone in D4. Se il bianco vuole cercare di aprire la posizione con E3, sicuramente sosterrà il pedone centrale con il cavallo e poi successivamente magari avanzerà il pedone in E5. In questo modo limiterà uno dei due alfieri e la sua strategia sarà senz'altro più facile. A questo punto in partita, quindi tornando indietro dopo C5 da parte del nero, il bianco ha deciso di cambiare in D5 e dopo la ricattura di cavallo proporre un cambio di cavalli. E qui il nero completa lo sviluppo. Se il bianco cambiasse il cavallo al centro per occupare la diagonale, in realtà il nero continua un po' come prima, cattura di pedone, l'alfiere va in B2 e probabilmente chiudo tutto. Questa sarà la strategia, dopodiché è anche importante sapere e ricordare che cambiare l'alfiere di fianchetto dell'arrocco corto del nostro avversario è molto importante, quindi questa manovra di alfiere che ho colorato all'interno della scacchiera potrebbe essere un piano, così come l'alfiere che va in E6 seguito dalla regina, quindi batteria e attacco su H3. Tornando alla partita, è stata giocata quindi cavallo C6, alfiere B2, il cambio in C3 è una mossa interessante, alfiere per C3, in caso di pedone per C3 probabilmente il nero continua così, posiziona anche lui un alfiere lungo la diagonale e crea una minaccia, perché questo pedone è inchiodato. All'istante, in questo momento, non è possibile catturarlo ulteriormente, però in futuro potrebbe essere difficile per il bianco cercare di sviluppare i suoi
i suoi pezzi del lato di regina. Quindi la partita prosegue in questo modo e qui è stata giocata regina C7. Ho avuto il piacere di commentare questa partita in diretta e devo ammettere che regina C7 è una mossa molto bella che mi ha un po' sorpreso. L'idea di regina C7 pensavo fosse quella di giocare torre di 8 per migliorare la torre e sicuramente questo è un piano abbastanza valido, però più avanti vedremo che l'idea di regina C7 è tutt'altra. La partita è continuata con regina B1, mossa a tratti logica perché forse diciamo che il bianco vorrà andare senz'altro in B2, quindi magari creare quella batteria, il raddoppio sulla diagonale nera e cercare anche lui di creare delle minacce in attacco. Il nero non si fa intimorire, gioca tranquillamente 5, qui il bianco gioca 3 e questa è una mossa che direi che a tratti è strana. E scacchisticamente magari quando io frequentavo un circolo di scacchi dicevano ok, questa è una di quelle mosse che puzza, nel senso che crea qualche difficoltà ai propri pezzi. Tendenzialmente quando abbiamo un alfiere in fianchetto quasi mai dovremo muovere il pedone che si trova con una colonna di distanza, quindi in questo caso il pedone nel momento in cui viene mosso indebolisce inevitabilmente tutte le case bianche. In particolar modo adesso si sono create c'è questa diagonale bianca molto debole perché chiaramente non è più contrastabile dall'alfiere del bianco e in particolar modo ci sono queste 3 case deboli che potrebbero dare degli spunti di attacco al giocatore nero. La partita continua, quindi F5 l'idea potrebbe essere E4 per appunto controllare queste case deboli. Ricordiamo che se occupo le case deboli con un pezzo leggero miglioro il pezzo leggero, ma se prima riesco a controllarle con un pedone, quando porterò il pezzo leggero avrò creato l'avamposto, che sarà chiaramente una configurazione molto forte. Torre C1 la mossa della partita. Questa torre a raggi X si dice che attacchi la regina avversaria perché si trova sulla stessa colonna. Alfiere 6, regina B2. A prima vista qui direi che i pezzi del bianco sono un po' incastrati tra loro. Guarda, diciamo, per rendere tutto un po' simpatico sembra che il bianco sia disposto, tra virgolette, a giocare a un altro gioco, sia disposto a giocare a dama. E ok, chiaramente massimo rispetto per entrambi i giocatori che hanno una preparazione notevole, stiamo parlando dell'elite mondiale, però è evidente che il bianco non ha sviluppato i pezzi nel miglior modo. L'attacco del bianco era rivolto al pedone 5, alfiere F6 difende questo pedone, quindi cavallo 1. I pezzi del bianco sono tutti sulle prime 3 traverse, allora qualcosa è andato storto e adesso sarà sempre più evidente. Torre di 8, mossa logica, vogliamo cambiare l'alfiere di fianchetto. Quindi la partita prosegue con D3, alfiere D5 per cambiare l'alfiere di fianchetto del bianco. B4, il bianco ha bisogno di una reazione, quindi cerca di aprire la colonna C. Cambio in G2, re per G2 e pedone per B4. A questo punto alfiere per B4 la mossa della partita. Torre F7 molto, molto logica, anche molto elastica, perché prima o poi questa torre potrebbe o vorrebbe andare in D7 raddoppiando il controllo della colonna D contro quel pedone D3 e la partita prosegue in questo modo. Quindi alfiere C3 per mantenere sempre quel contatto su E5 e qui arriva una mossa abbastanza forte ma anche abbastanza logica e aggiungo anche impegnativa, ossia F4. Allora, perché logica? Perché come dicevo prima, nel momento in cui il bianco muove tanti pedoni si indebolisce sulle case bianche e quindi l'idea del nero è cercare di portare questo pedone il più avanti possibile e il sogno di quel pedone F è sicuramente l'occupazione della casa F3. A quel punto, quando occuperà la casa F3, l'attacco sarà diretto sulle case bianche. Adesso, dopo tutti questi cambi, il nero ha già una minaccia che è quella di cercare di sostenere l'avanzata del pedone e un'altra idea è anche l'occupazione della casa centrale. Chiaramente dobbiamo fare un po' di attenzione alla torre in C1 che raggi X dà sempre fastidio sulla colonna C. Quindi torre B1 la mossa della partita, alfiere per C3, regina per C3, regina D7. Allora qui già è chiaro che stiamo manovrando per quell'attacco, quello sviluppo sulle case bianche. Chiaramente da escludere una cattura in F4 perché immagino che semplicemente torre per F4 soddisfi la posizione del bianco, perché già il bianco qui avrebbe tante possibilità di ingresso, o meglio, il nero avrebbe tante possibilità di ingresso, la posizione del bianco è abbastanza scoperta. Questo re soffre un po' a difficoltà nel cercare di difendersi, forse bisognerebbe fare qualcosa come re G1 per poi chiudere la colonna G, però sicuramente sarete d'accordo con me, i pezzi del bianco sono un po' incastrati, sono un po' forzati, devono fare delle mosse che
e chissà sono costretti a giocare magari mosse come re G1, cavallo G2, però non sono mosse evidenti e non c'è armonia. Poi altra considerazione che facciamo è che qui ci sono tanti pedoni deboli e quindi tanti pedoni isolati, quindi nei peggiori dei casi se il nero cambiasse tutto il nero entrerà sempre in un finale favorevole. E il rischio è che il bianco non entrerà in alcun finale. La partita prosegue regina C5, cavallo D4 e qui è stata giocata torre C4, dopo la quale il nero gioca F3 scacco forzando l'abbandono del bianco. Cosa accade adesso? Adesso questo re si sposterà un po' indifferente dove, perché se andasse in H3 o andasse in G1 sarebbe lo stesso, perché come da programma arriverà la regina con ingresso in F1 di matto e qualora il cavallo si sposti per difendere con la torre la casa F1 seguirà il matto con regina G2. Adesso vi rimostro la partita un po' dall'inizio, quindi la partita è andata in questo modo: cavallo F3 D5, qui abbiamo detto apertura reti, e il cui obiettivo del bianco è cercare di attaccare le case centrali con la spinta del pedone C4, dopodiché è stato cambiato il pedone al centro. E qui la strategia del bianco è cambiata perché ha voluto impostare un doppio fianchetto, e ricordate che il nero contro un doppio fianchetto dovrà cercare di chiudere uno dei due alfieri, quindi alfiere per C3, regina C7, che è una mossa che ho considerato molto bella, affascinante e interessante, perché in realtà vuole sostenere la spinta in E5 per prendere ulteriore spazio. E qui vedevamo che i pezzi del bianco sono un po' forzati, sono un po' incastrati, si tolgono spazio a vicenda. Quindi il piano del nero è semplice: giocare alfiere D5 per togliere l'alfiere di fianchetto, dopodiché cercare di avere un'iniziativa sulle case bianche. Quindi regina D7, il cavallo va al centro per sostenere F3, F3 arriva e l'abbandono del bianco inevitabile. Ok, spero che questa partita vi sia piaciuta. Maggiori informazioni sempre nella descrizione del video qua sotto, e vi ricordo che trovate questa partita, così come le precedenti, sempre nel nostro studio Lichess, nel nostro studio di Matto Scacco. Grazie a tutti e appuntamento al prossimo video. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!